Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Scontro mortale nel Catanese, sulla strada che collega Belpasso a Ragalna perdono la vita un ottantenne e un sedicenne, una persona è rimasta ferita. La Global Smooth Flotilla è partita, le 18 barche a vela sono salpate da Augusta tra abbracci, applausi e l'impegno di aiutare chi vive a Gaza. Maxi operazione contro la criminalità giovanile in Italia, oltre 300 arresti per droga, armi e violenza sui social, coinvolte anche le città siciliane. A Catania, anziano sventa una truffa e fa arrestare un 43enne che si era spacciato per un uomo delle forze dell'ordine. Le isole ecologiche itineranti fanno tappa nel quartiere di San Giorgio a Catania, obiettivo combattere l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Calcio, il Palermo oggi di scena al Druso contro il Sud Tirolo, va a caccia di punti pesanti, Inzaghi annuncia novità di formazione. Serie C, trasferta domenicale per il Catania a Cosenza, confermato l'11 che ha battuto il Monopoli. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Telecolor. Quarta sconfitta consecutiva per il Siracusa, travolto in casa dal Benevento. Bentrovati, ancora buona domenica da Sicilia 24, apriamo il nostro telegiornale con l'incidente mortale avvenuto a Belpasso, a perdere la vita un sedicenne che era a bordo di uno scooter e un ottantenne che guidava una Fiat Panda. Orazio Longo. Una scia di sangue che si allunga inesorabilmente ogni giorno di più. A perdere la vita stavolta sono un sedicenne e un ottantenne. Lo scontro è avvenuto in via Calatafimi, strada che collega Belpasso con Ragalna nel Catanese. Sono ancora visibili sull'asfalto, come si vede dalle immagini, i segni del tragico impatto tra un'automobile guidata dall'ottantenne Antonino Borzì, pensionato di Ragalna, e lo scooter a bordo del quale viaggiava il sedicenne Stefano Spitaleri di Belpasso. Secondo una prima ricostruzione, l'auto e la moto si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118. Richiesto l'intervento dell'elisoccorso, il velivolo però è dovuto rientrare senza trasportare nessuno. Ad effettuare i rilievi sono stati i carabinieri. Nell'incidente un'altra persona, che si trovava probabilmente a bordo dell'automobile, è rimasta ferita, riportando un trauma cranico. Immediata la notizia ha fatto il giro dei social. Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, a nome proprio e dell'intera comunità, ha espresso profondo dolore per la scomparsa del ragazzo e sentito cordoglio nei confronti delle famiglie di entrambe le vittime. Assieme al comitato dei festeggiamenti Madonna della Guardia è stato deciso di sospendere e rinviare l'evento previsto in piazza Stella Aragona. La Global Smooth Flotilla è partita. Le 18 barche a vela sono salpate da Augusta nel primissimo pomeriggio di ieri, tra abbracci, applausi e tanta voglia di aiutare chi vive nella striscia di Gaza, Israele, e chi è bombardata da Israele. Chi romperà i blocchi sarà considerato terrorista, dicono gli israeliani. Francesco Aloi. Al porto di Augusta gli applausi e gli ultimi abbracci. Sono quasi le 15 quando finalmente parte il convoglio italiano della Global Smooth Flotilla. Si salpa con quale spirito? Si salpa con grande spirito, si salpa con grande spirito di solidarietà verso il popolo palestinese che da decenni sta vivendo sotto un'occupazione, che da 20 anni sta vivendo sotto un blocco che noi speriamo di rompere. Se tutto andrà bene, il viaggio dovrebbe durare una decina di giorni, ma le imbarcazioni sono cariche soprattutto di aiuti umanitari. Lui è uno dei portuali di Genova. Abbiamo già preparato uno sciopero generale nazionale, ci stiamo coordinando con i portuali dell'area del Mediterraneo, ad esempio Pireo o Fos du Mer per dirne due, per far sì che nel momento in cui bloccano la missione scatti lo sciopero generale e il blocco dei porti a livello europeo. Tutti motivati con un obiettivo: aiutare chi vive sotto i bombardamenti ormai da troppo tempo. Con noi assolutamente ci sono giornalisti, ci sono rappresentanti dell'ONG, ci sono appunto un europarlamentare e un senatore, quindi una fotografia direi molto variegata ed eterogenea della nostra società. Da Israele però non arrivano buone notizie. Il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha detto che chi romperà il blocco su Gaza sarà trattato come terrorista. A noi non serve protezione diplomatica, non è quello che cerchiamo, a noi serve che la Palestina venga effettivamente liberata e che i nostri governi agiscano. Molto preoccupati per quello che succede, sperando di essere in tempo, sperando che tutta la gente che è con noi capisca l'urgenza della cosa.
A Catania, operazione antidroga dei carabinieri al Borgo, sequestrati oltre 12 kg di sostanze stupefacenti. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 200.000 euro. Tonino De Mano. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno inferto un duro colpo alla criminalità organizzata, sequestrando oltre 12 kg di droga in un'operazione condotta nel quartiere Borgo. Dopo giorni di appostamenti e osservazioni, i militari dell'Arma hanno fatto irruzione in un monovano sospetto trasformato in laboratorio di confezionamento di stupefacenti. All'interno sono stati trovati 10 kg di marijuana in buste sottovuoto, 463 già suddivise in dosi, più di 1 chilo di hashish in involucre e capsule, 520 grammi di cocaina tra dosi termosaldate e pietra, mezzo chilo di cannabis in barattolini, caramelle gommose alla cannabis e caramelle allucinogene. Presenti anche 2 bilancini di precisione, una macchina per sottovuoto, un frullatore e centinaia di bustine per selezionare le dosi. Il valore della droga, se immessa sul mercato, avrebbe superato i 200.000 euro, soldi destinati ad alimentare ulteriori traffici ed attività illecite. L'appartamento era usato come base logistica e centro di smistamento. Le indagini proseguono per identificare i responsabili. Il materiale è stato inviato al laboratorio scientifico dei Carabinieri per le analisi di rito. Una maxi operazione contro la criminalità giovanile è stata effettuata in tutta Italia. In 20 giorni sono stati 62.000 i controlli, oltre 300 gli arresti, armi, droga e violenza social. Sono state coinvolte anche le province siciliane da Catania ad Agrigento. Eva Spampinato. È una fotografia chiara e preoccupante quella scattata dalla Polizia di Stato con l'operazione Alto Impatto condotta su scala nazionale. 20 giorni di controlli mirati, arresti, perquisizioni, sequestri per contrastare una criminalità giovanile sempre più diffusa, organizzata e spesso connessa al mondo digitale. In tutto il paese sono 283 i maggiorenni arrestati, 22 i minorenni fermati, sequestrati 19 kg di cocaina, 79 di marijuana, 38 armi da fuoco, oltre 62.000 le persone controllate, più di 11.000 i minorenni. A Catania 2 giovani arrestati, un minorenne collocato in comunità, controlli nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di aggregazione dei giovani, perquisizioni a sorpresa in alcune abitazioni e in strada, da San Cristoforo alla Civita fino a San Giorgio. Sequestrati marijuana, hashish e olio di THC, ovvero un prodotto sempre più diffuso dal potente effetto drogante. Si indaga anche per furti, lesioni e spaccio. Nel mirino degli investigatori anche i social network, spesso usati per ostentare violenza e denaro facile, un canale pericoloso di emulazione che porta molti ragazzi al primo gradino della criminalità, anche organizzata. Ad Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Gela, perquisizioni nei luoghi della movida, sale gioco, locali, stabilimenti balneari, denunce e sequestri di droga. A Messina 3 arresti per droga e usura e 2 denunce per spaccio e furto di energia. A Gela arrestati 2 minorenni per rapina e detenzione di armi in concorso. A Palermo un autobus fuori servizio rifiuta di far salire alcuni giovani e scatta la ristorsione. L'autista è stato accerchiato e il mezzo è stato danneggiato. Tutto è avvenuto nella periferica piazza Croce Verde Giardini a Palermo, appunto. Manlio Viola. Hanno fermato un autobus che stava rientrando in rimessa a fine turno, tagliandogli la strada con i ciclomotori, poi hanno forzato le bussole per entrare. In 4 hanno cerchiato l'autista per coprirlo di offese, spintoni e poi sputi in faccia. Prima di andare via per assicurarsi di non essere inseguiti, hanno tagliato alcuni cavi al bus per impedire che il mezzo potesse ripartire. Una vera e propria spedizione punitiva, quella di 4 ragazzini che ieri sera hanno fermato il mezzo in piazza Croce Verde Giardini, al centro dell'omonimo quartiere periferico della città di Palermo. I 4 volevano punire l'autista che qualche decina di minuti prima si era rifiutato di far salire alcuni di loro che volevano essere accompagnati al capolinea della tratta 212. L'autista aveva fatto quel percorso diverse volte nella giornata, coprendo proprio la linea 212 da via Oreto a Croce Verde, ma il turno era finito e l'autobus diretto ormai in rimessa in via Roccazzo. Un rifiuto legittimo, ma un affronto per la baby gang che ha organizzato l'agguato. Un episodio che si inserisce nelle ripetute aggressioni agli autisti, negli episodi di violenza di strada ripetuti anche quelli nei quartieri periferici e della violenza da malamovida o per rapina che le cronache raccontano nel centro storico di Palermo giorno per giorno. La notizia dell'arrivo dei jet F-35 a Trapani sorprende e preoccupa il territorio, paura soprattutto per le possibili ricadute sul traffico aereo dello scalo civile. Laura Spanu.
Per Trapani è la notizia del giorno, mancava solo l'attestazione messa nera su bianco. A Birgi arriveranno i Top Gun degli F-35 pronti a prepararsi ad entrare in azione. L'aeroporto, da sempre una delle basi principali della NATO e dell'Alleanza Occidentale, sarà il gemello di una base che esiste già negli USA in Arizona. Grande preoccupazione da parte del sindaco Giacomo Tranchida. La Sicilia, la provincia di Trapani è forte Apache sul Mediterraneo? Questo è quello che si paventa. Si sta lavorando per potenziare i presidi militari, ma che lavoro si sta facendo per invece tentare di smussare gli angoli e svolgere una funzione che guarda alla pace e alla cooperazione? Il presidente di Erges, Salvatore Ombra, sembra convinto che il polo di addestramento militare non avrà conseguenze sullo scalo civile del Vincenzo Florio. Di contrario avviso il deputato regionale Dem Dario Safina. Soprattutto perché sull'aeroporto di Birgi la regione siciliana e i territori della provincia di Trapani hanno investito milioni di euro per far sì che questo aeroporto potesse divenire un fattore di sviluppo determinante del nostro territorio. Quale potrebbe essere lo scenario che si prospetta? Sicuramente l'innalzamento dei servizi di sorveglianza. Trapani diventerà una zona rossa, se non proprio così poco ci mancherà. Sorridono invece gli operatori dell'accoglienza per i nuovi arrivi. Molte persone saranno di stanza sul nostro territorio, generando sicuramente un interesse anche sul comparto turistico. Tanto le tratte civili avranno necessità di essere rinforzate, perché oltre alle tratte nazionali incrementate le tratte di collegamento fra lo scalo di Trapani e gli altri scali. A Catania un uomo di 74 anni con freddezza di spirito ha sventato una truffa e fatto arrestare il malfattore. Eva Spampinato. Tentano di truffarlo con la solita inquietante messa in scena. Telefonata trappola, finto incidente, figlio nei guai, soldi per risolvere tutto e pagare una cauzione che in Italia non è nemmeno contemplata dalla legge. Ma lui, un anziano di 74 anni, capisce subito il trucco e ribalta la storia. È successo a Catania, un truffatore si finge un uomo delle forze dell'ordine e contatta telefonicamente un anziano dicendo che il figlio aveva investito una donna portata in ospedale in gravi condizioni. Il 74enne capisce subito che potrebbe essere una truffa e mentre intrattiene al telefono il finto poliziotto, con l'aiuto di un parente chiama la polizia, quella vera. Gli agenti della questura di Catania raggiungono l'abitazione dell'anziano e fanno scattare la controtrappola. Circondano l'abitazione e le vie adiacenti con volanti e uomini in borghese. Il finto agente chiede una cauzione di 7.500 euro per ottenere il rilascio immediato del figlio. L'anziano sta al gioco e dice di avere solo 4.000 euro in contanti, il resto in oro. Intanto i poliziotti in borghese si appostano in vari punti. Da lì a poco arriva un'auto con il delegato del truffatore, un 43enne catanese, che sale in casa dove trova l'anziano, la busta con i soldi, ma anche gli agenti della questura di Catania, che lo arrestano per tentata truffa aggravata. L'uomo, che aveva già altri precedenti, è finito ai domiciliari e sono in corso accertamenti per l'identificazione di eventuali complici. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci, parliamo di rifiuti. A Catania, isole ecologiche itineranti. L'obiettivo è combattere l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. C'è stata una tappa a San Giorgio. Vediamo com'è andata nel servizio di Tonino De Mane. È una lotta senza quartiere, con gli sforzi dell'amministrazione comunale di Catania che si scontrano contro sacche di inciviltà, purtroppo frequenti, in alcune zone come Picanello, Fondo Romeo, Montepo, Librino e San Giorgio. Ed in Piazza Sapienza, proprio a San Giorgio, per combattere l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, è stata allestita un'isola ecologica itinerante. Colto subito l'occasione, perché bisogna avere questa sensibilità, cioè la città è troppo sporca. Troppo, c'è inciviltà, cosa costa? Noi facciamo l'indifferenziata, quindi mettiamo i nostri sacchettini, le cose, però molti non vedo che non lo fanno. L'obiettivo è rendere la città più pulita, come ribadisce l'assessore all'ecologia Pesce. Questa è un'isola ecologica itinerante, noi mettiamo in campo tante iniziative proprio per questo, per incentivare questi comportamenti virtuosi
per promuovere appunto la sostenibilità dell'ambiente e soprattutto per contrastare l'illecito abbandono dei rifiuti per strade. Ma c'è ancora chi si ostina a scambiare la strada, in questo caso via Calliope, in una discarica. Questa volta però è andata male ad un 37enne di Mister Bianco sorpreso dalla polizia locale mentre gettava sacchi pieni di immondizia. L'uomo è risultato privo di patente mai conseguita, senza copertura assicurativa e senza revisione del veicolo. Al trasgressore, oltre al sequestro del mezzo, sono stati elevati verbali per complessivi 10.500 euro. Niente scollature, abiti succinti. Un dirigente dell'ospedale civico di Palermo emana, ma ritira subito, la circolare dal tono sessista. Marco Gullà. Non sono appropriati abiti succinti o eccessivamente informali, scollature marcate, spalle scoperte, abiti trasparenti o abbigliamento che possa risultare inadeguato al decoro dell'ufficio. Questo è il contenuto di una circolare inviata dal direttore del Dipartimento Amministrativo dell'Ospedale Civico di Palermo a tutto il personale, che ha generato ovviamente imbarazzo tra i vertici del nosocomio, che nel giro di poche ore hanno deciso di ritirare in autotutela la nota con cui i dipendenti venivano richiamati all'ordine. Per rimediare all'iniziativa del dirigente Vincenzo Spera, il direttore generale sanitario e amministrativo, rispettivamente Walter Messina, Domenico Cipolla e Vincenzo Barone, hanno annullato la nota spiegando al personale amministrativo di non tenerne conto e sottolineando che la nota non è condivisa nei suoi contenuti, non autorizzata dalla rappresentante legale, non soggetta alla direzione amministrativa e neppure sottoposta a nostra preventiva visione. I vertici del civico, contattati da noi telefonicamente, spiegano che questa circolare non è stata condivisa. Inoltre, l'amministrazione stigmatizza qualunque forma di violenza o pregiudizio sessista contro le donne lavoratrici. E adesso una breve pausa, poi il calcio con Palermo e Catania, oggi impegnate nelle rispettive squadre, con le rispettivi trasferte. Ed eccoci al calcio. Palermo in campo nel pomeriggio alle 17:15 al Druso contro il Sud Tirolo, qualche cambio nell'11 di Inzaghi. Sentiamo Marco Gullà. Al Palermo il ritorno dalla sosta porta bene. I numeri infatti sorridono ai rosanero che oggi pomeriggio alle 17:15 al Druso contro il Sud Tirol dovranno vincere per non perdere la testa della classifica, in questo momento occupata da Frosinone, Cesena e Modena. Il Palermo adesso vuole mettere le ali sicuramente contro un Sud Tirol alla portata dei siciliani, l'imperativo non può che essere la vittoria. Sappiamo le difficoltà di quel campo, sappiamo il modo loro di giocare, sappiamo che bisogna andare a fare battaglia. Se non facciamo battaglia usciamo con le ossa rotte, per cui però la squadra lo sa benissimo, sa quello che dovremo andare a fare. Chi vedrò più pronto per battagliare inizierà la partita e basta. Tutto qua, è una partita difficile come lo sono tutte in Serie B, come lo era col Frosinone. Quello che avevo detto alla vigilia, se pensiamo in Serie B a volte leggo, sento, non siamo dietro le chiacchiere che sennò rifacciamo una brutta fine. La principale novità dovrebbe essere il debutto da titolare di Palumbo. L'ex Modena ha sfruttato la sosta per migliorare la condizione atletica e la sfida con il Sud Tirol sembra l'occasione ideale per vederlo partire dall'inizio. A rischio posto c'è Giasi, Brunori e poi Ampalo certi della maglia. Segre e Ranocchia verso la conferma a centrocampo. Trasferta vietata ai tifosi rosanero residenti in Sicilia, sembrerebbe per le frizioni che negli ultimi mesi ci sono state all'interno della tifoseria palermitana. E oggi Catania in campo a Cosenza per la quarta giornata del campionato in Serie C. I rossazzurri arrivano alla sfida a punteggio pieno. Confermato l'11 che ha sconfitto il Monopoli. La partita, ve lo ricordiamo, sarà trasmessa in chiaro da Telecolor. Marco Carli. Confermarsi dopo un ottimo avvio e su un campo ostico come quello di Cosenza, nonostante le difficoltà della società calabrese con una spaccatura fra tifo e dirigenza. È l'obiettivo del Catania che arriva al match del San Vito Barulla dopo 3 vittorie, 11 gol fatti e 0 subiti. Punto e a capo, suggerisce Toscano, che sa quanto importanti siano i dettagli in un campionato difficile come quello di Serie C e contro una squadra che è appena retrocessa dalla B. Il tecnico degli etnei è intenzionato a confermare l'11 di partenza della vittoriosa partita con il Monopoli nell'ultimo
ottimo match. Pieraccini ha convinto e Celli, pur rientrato in gruppo durante la settimana, dovrebbe andare in panchina. Per il resto, davanti a Dini, Di Gennaro e Ierardi insieme al giovane ex Cesenate. A centrocampo, oltre ai due esterni Donnarumma e Casasola, in mezzo ancora Loi e Corbari, ma con Di Tacchio che torna a disposizione e garantisce un'alternativa preziosa, quella che è mancata nelle prime partite di campionato, complice anche l'assenza di Quaini che sconta l'ultima giornata di squalifica. In attacco Cicerelli con Jimenez alle spalle di Forte, con Caturano indisponibile. Non ci saranno i tifosi del Catania, ennesimo divieto di trasferta per i residenti della provincia etnea, ma la partita si potrà vedere in chiaro su Telecolor. Appuntamento alle 14 con un lungo pregara, poi la telecronaca della partita e alla fine le interviste ai protagonisti. Siracusa travolto dal Benevento, gli azzurri resistono 45 minuti ma perdono ancora restando a quota 0 punti. Marco Petrolito. La reazione che ci si attendeva non c'è stata e il Siracusa rimedia così il quarto KO consecutivo perdendo tra le mura amiche del De Simone con un Benevento decisamente più in palla e determinato. Campani che iniziano fortissimo con la mesta per Salvemini e Bonucci che devia sulla traversa. Sempre Salvemini, tutto solo in area, all'8° trova ancora l'intervento strepitoso di Bonucci. Siracusa che risponde al 19° col tiro cross di Valente, ma Vannucchi para. Al 27° la Mesta dice no a Bonucci, mentre allo scadere del primo tempo Manconi calcia con il piatto e sempre Bonucci, stavolta di piede, salva il Siracusa. La ripresa, dopo 30 secondi, cross di Lamesta, difesa azzurra che rimane ferma e Salvemini firma il vantaggio del Benevento. Il Siracusa si scuote, il 53° tiro di Valente sventato da Vannucchi che in due tempi salva su Guadagni, ripetendosi qualche istante più tardi sullo stesso esterno Aretuseo. Ma al 68° Manconi si autolancia e supera Bonucci per il 2-0 ospite. E poi al 72° ancora il numero 10 calcia con il destro firmando la sua doppietta personale. Azzurri che dunque ingoiano l'ennesimo boccone amaro, restano a quota 0 punti e che sono chiamati sin da subito a cambiare rotta. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica e vi ricordo alle 14 appuntamento con lo sport, con il calcio e la partita in chiaro del Catania. Buona giornata.